Che il Signore ci benedica. Amém. È beato il popolo che gioisce e esulta nella presenza del Signore. La parola dice che sarà come l'albero fruttifero davanti, che è vicino a un uccello, che è vicino all'acqua, che dà frutti nella stagione giusta. La parola del Signore ci insegna che noi vicino al Signore, noi siamo quelli che diamo i frutti dello Spirito Santo di Dio. Lodiamo e esultiamo in nome del Signore questa mattina, perché Lui è degno di ogni onore e di ogni gloria. Amen? Amen. Cantiamo insieme. Gesù, in tua presenza siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo e arrendiamoci a te, poiché un dì la tua morte ci portò la vita e donò completo accesso al cuore del Padre. Gesù, in tua presenza siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo e arrendiamoci a te, poiché un dì la tua morte ci portò la vita e donò completo accesso al cuore del Padre. Il velo che separava mai più separerà, la luce una volta spenta ora brilla e sempre forte brillerà, per adorarti e rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo riuniti E il velo che separava il velo che separava mai più separerà, la luce una volta spenta ora brilla e sempre forte brillerà, per adorarti e rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. per questo che noi siamo qui. Siamo riuniti qui, siamo riuniti qui, siamo riuniti Per adorarti. E invito te davanti al trono celebrare il nome del Signore. davanti al trono, vieni celebrare, vieni davanti al trono, vieni celebrare, vieni
Elion, il Signore Shaddai. Vieni davanti al trono, vieni a celebrare. Celebriamo il Signore. Vieni davanti al trono, vieni a celebrare. Da sola. Vieni davanti al trono, vieni a celebrare. Davanti al trono, vieni a celebrare. Alleluia, tuo nome, Amen. Signore. E io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché potenzia le persone che credono. E che tu non possa invergognarti neanche te di alzare la tua mano e lodare il nome del tuo Signore, perché Lui non si è vergognato quando è andato in croce e si è dato Lui stesso per la tua salvezza, per la mia salvezza. In Salmo 103 c'è scritto così: come i cieli sono alti al di sopra della terra, così grande è la sua potenza verso quelli che lo temono. Alleluia. E la sua bontà è senza fine per quello che custodiscono il suo patto. Tu sei grande, Signore, ed è per quello che noi lodiamo il tuo nome, per quello che noi non abbiamo vergogna di alzare la nostra mano, Signore, la nostra voce e dichiarare che tu sei degno di ogni gloria, di ogni onore. Grande E il Signore egli è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è il luogo santo. La gioia della grande, Sei grande, e Signore in Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Signore, noi vogliamo dare. Io voglio lodare te, Signore. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo nome. Perché? Perché soltanto tu, Eterno, sei in terra e in cielo, sei Re. Grande è il Signore, Lui è degno di ogni lode. Dichiara, Signore. La città del nostro Dio è il luogo salvo. Tu sei la gioia, Signore. La gioia della terra. Grande è il Signore, in Lui Abbiamo la vittoria in Cristo Gesù. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui.
sei le degno. opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore. Perché Soltanto tu eterno sei degno. sei in cielo. Signore, noi vogliamo dare te. Siamo la Chiesa. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora Confidiamo in te. Perché soltanto tu eterno vivi in cielo. Signore, noi vogliamo dare a te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore. Perché soltanto tu eterno regni in cielo, sei re. Sei re. Sei re. Sono qui prostrato davanti a te. Vieni Signore, vieni Signore. Portami con corde d'amore a te. Ti dono il mio cuore. Alleluia. Ti dono il mio cuore. Io mi rendo. Vieni, di grazia inondami, ho sete di te, ho sete di te. Alzo le braccia a te. Le braccia mie Al suo verso di te, parla mio Dio, parla mio Dio. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti.
Signore, il tuo volere in me. Io me rendo, voglio conoscerti, voglio sentirti qui, io mi arrendo. Vada Signore. Io mi arrendo, voglio conoscerti, voglio sentirti, il tuo spirito lavora in me, compì Signore il tuo volere in me. La tua gloria mostra su di me, compì Signore il tuo volere in me. Compì Signore il tuo volere in me. Insieme. Compì Signore il tuo volere in me. Compì Signore il tuo volere in me. Riceve la nostra adorazione, Padre, perché solo tu è degno. Tante cose succedono nella nostra vita, Signore, tante cose che non abbiamo più il controllo, ma noi ci fidiamo di te, Signore, che tu hai la risposta di tutte le cose, Signore. Ed è questa mattina noi alziamo le nostre mani verso il tuo trono e diciamo che tu sei Re. Noi alziamo le mani verso il tuo trono, Signore, e pensiamo a quelle persone che non ci sono più, e i parenti, Signore, gli anziani, a tutto ciò che succede, Signore. Noi crediamo nel tuo controllo, noi crediamo, Signore, che tu sei il Re dei Re, e noi crediamo, Signore, che tu farai l'opera dentro di noi. Tu ci invita, Signore, a uscire, a testimoniare, Signore. Noi chiediamo che tu possa fare trasformazione, Signore, in questa Chiesa, dentro le nostre vite, Signore. Alleluia al tuo nome, Signore. Tu sei Re, Tu sei Re Gesù, tu sei Re, Tu sei Re, Signore. tu sei Re. E noi dichiariamo questa mattina, Signore, che sei in controllo di tutte le cose. Gesù, sei Re, tu sei Re. Sei Re Gesù, Tu sei Re. tu sei Re, tu sei Re. Sei Re Gesù. Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolto verso il tuo trono, lodando a te.
nostri cuori, noi eleviamo le nostre mani, rivolto verso il tuo trono, lodando a te. Tu sei re, tu sei re. Tu sei re, solo la Chiesa. Alza la tua mano, il tuo re. Questa opportunità che tu hai adesso di alzare la tua voce e dici una frase di lode al Signore. Signore, noi ti lodiamo perché tu sei re. Signore, noi lodiamo perché tu sei degno, perché tu ci hai permesso, Signore, che tutto ciò succedesse, e perché tu hai permesso, Signore, che io fossi qui questa mattina a testimoniare del tuo amore. Loda il tuo Signore. Dì una frase di adorazione al Signore questa mattina. Eleva al trono del Signore una frase di adorazione, una frase di lode, una frase di dichiarazione d'amore al tuo Signore. È questo momento che hai per alzare la tua voce, la tua mano rivolta verso il trono del Signore.
Jesus. Amém, Jesus. Tu serás Jesús. Tu serás Jesús. Alleluia, tu nome, Signore. Ricevi la nostra adorazione, Padre, questa mattina. E lavora, Signore, con il tuo Spirito Santo dentro il cuore della tua Chiesa. Benedice, Signore, la parola del pastore e che possa, Signore, essere di alimento spirituale questa mattina per noi. Riceve, Signore, la nostra adorazione in nome di Gesù. Amen. Invito la Chiesa ad aprire la parola di Dio nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 2. Prima Tessalonicesi, capitolo 2, noi leggeremo i primi 8 versetti. E dice così la parola di Dio. Voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra di voi non è stata vana, anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno, ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere agli uomini, non agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avremmo potuto far valere la nostra autorità, invece siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così nel nostro grande affetto per voi eravamo disposti non soltanto a darvi il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Un testo molto personale dell'Apostolo Paolo, scritto alla chiesa di Tessalonica, una chiesa che aveva dei serissimi problemi dottrinali. Ossia, loro credevano che Cristo era già ritornato in forma invisibile sulla terra e l'Apostolo Paolo cerca di sistemare questa situazione. È interessante che l'Apostolo Paolo aveva la responsabilità di portare sulle spalle la vita dottrinale, spirituale, pratica delle chiese e ovviamente lui aveva tutto il diritto, come dice qua, di diventare un apostolo impettito che diceva io sono l'apostolo e dico io quello che si fa e quello che si crede.
Ma qua ci dà una testimonianza completamente diversa. La parola di Dio dice che lui è entrato in questa chiesa in punta di piedi e ha trattato questa chiesa come una nutrice, poi approfondiremo questo tema, ma soprattutto, non so se avete notato, per 3 volte lui ribadisce la parola Vangelo, ok? Noi siamo stati, ci è stato affidato il Vangelo. Il Vangelo, la parola di Dio dice che il Vangelo è una buona notizia ed è questo che noi dobbiamo meditare stamattina, ossia che cos'è il Vangelo per portare la vita dove tu sei, devi predicare il Vangelo con la tua vita, ok? Preghiamo che il Signore ci possa parlare questa mattina e preparati, perché Lui vuole piantare un seme nel tuo terreno, ma ovviamente il terreno va preparato e noi dobbiamo ascoltare quello che il Signore ci dirà. Chiudi i tuoi occhi e parla col Signore. Nostro Dio, nostro Padre, l'Apostolo Paolo è entrato in questa chiesa predicando il Vangelo. Bisogna predicare il Vangelo con la vita. Signore, noi ti chiediamo nel nome di Gesù che tu possa parlarci e che tu possa, Signore, strutturare la nostra anima, strutturare il nostro spirito, Signore, affinché possiamo predicare il Vangelo. Signore, che questa mattina vengano prese delle decisioni importanti per la nostra vita. Decisioni che ci porteranno più vicine a te, ma sicuramente che ci porteranno anche dei problemi. Ma non importa, Signore, perché la tua parola dice che noi potremo anche passare per la valle dell'ombra della morte, ma tu sei con noi e io non temerò. Grazie, Padre, per questa parola che tu ci darai nel nome di Cristo Gesù. Amen. La parola Evangelo. La parola Evangelo, predicare il Vangelo, significa nella lingua greca euangelion. La parola angelion è la stessa parola che viene usata per la parola angelos, ok? Messaggio, vuol dire messaggio, semplicemente messaggio. Euangelion significa buona notizia. Una buona notizia che nell'antichità, è interessante che la parola Evangelo non è neanche una parola cristiana, no? Perché era usata già nell'impero romano, ossia nell'impero romano quando per esempio l'imperatore aveva il suo primo erede al trono, c'era una persona che si chiamava un banditore che portava l'Euangelion per le strade della città di Roma e diceva: guardate che l'imperatore ha finalmente un erede al trono. Questo era un Euangelion. E questa persona che si chiamava banditore doveva avere delle caratteristiche ben precise, ossia doveva essere una persona di fiducia del re che predicava l'Euangelion. Allora la parola di Dio ci dice oggi che noi per cambiare le situazioni, per portare vita, per dare una struttura dove noi entriamo, che sia la tua famiglia, che sia la chiesa, che sia il tuo posto di lavoro o la scuola, noi dobbiamo avere una struttura predicando l'Evangelion, ossia il Vangelo di Cristo. E l'Apostolo Paolo entra in questa chiesa cercando di strutturare la dottrina che loro stavano sbagliando in modo completo, e dice così il versetto 1, e noi scomporremo questo messaggio in tre punti, e dice così: voi stessi fratelli sapete che la nostra venuta tra di voi non è stata vana, anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio di annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Il coraggio di annunciare il Vangelo in mezzo a molte lotte, ossia lui è entrato nella chiesa di Tessalonica dopo aver sofferto come un cane. Se ti ricordi bene che cosa è successo là a Filippi, lui arriva là in quella città, c'era soltanto una donna che pregava lungo il fiume, non c'era una sinagoga in cui lui poteva predicare come di solito faceva nelle grandi città, ma lui
comincia a smuovere qualcosa nel mondo spirituale, che cosa fa Satana? Lo prende e lo sbatte in prigione. Ti ricordi di questo episodio? La cosa interessante è che mentre lui era in prigione e Dio l'aveva chiamato a predicare lì a Filippi, che cosa succede? Lui insieme a Sila, che era il suo compagno di viaggio missionario, cominciano a lodare, ad adorare il Signore verso la mezzanotte, dice la parola di Dio. E mentre lui lode il Signore, adora il Signore, che cosa succede? Le porte della prigione si spalancano, il carceriere va giù di testa e dice: ma cosa sta succedendo qua? Quasi si suicida, e Paolo gli dice: aspetta, non ti suicidare perché siamo tutti qua. E Paolo apostolo è stato chiamato a predicare in quella città a una persona solo, ma finalmente quando il carceriere si rende conto che qualcosa di soprannaturale era successo, l'apostolo Paolo viene liberato e lui può partire per Tessalonica. E qua dice: noi in mezzo a tante tribolazioni, in mezzo alla sofferenza, nel momento più buio della nostra vita, noi abbiamo trovato il coraggio di predicare il Vangelo. Allora adesso ti do l'applicazione pratica di questo, di cosa mi ha detto il Signore questa settimana preparando questo testo biblico. Sapete qual è il nostro grande problema? Sapete perché non riusciamo a predicare il vero Vangelo? Sapete perché non riusciamo a impattare sulla vita delle persone? Semplicemente perché nei momenti più bui della nostra vita noi non siamo capaci di adorare il Signore come ha fatto l'Apostolo Paolo. Quando noi adoriamo il Signore nella nostra parte più buia della nostra vita, noi predichiamo il Vangelo e le persone vedono che c'è qualcosa di diverso in noi. È questo che l'Apostolo Paolo ci sta dicendo. Quando lui era lì a Filippi, ha adorato il Signore, le porte si sono spalancate e lui ha capito che Dio era presente in mezzo a quella situazione. Cari miei, posso fare una affermazione che non sarà un'affermazione semplice per i cristiani, ok? Io compreso. E quello che mi ha detto il Signore questa settimana: noi siamo diventati dei pregatori di problemi. Attento a quello che ti dico, siamo diventati dei pregatori di problemi, ossia io ho un problema e voglio che il Signore me lo risolva, non sapendo che i problemi che noi abbiamo nella nostra vita sono mezzi che Dio ci dà per proclamare il Vangelo di Dio e cambiare le situazioni dove noi siamo. Hai capito quello che ti ho detto? E il Signore mi ha fatto questa settimana, te lo passerò adesso come il Signore me l'ha passato. Ho detto: Signore, perché a me piace capire le robe che io leggo, che studio, ok? Ho detto: Signore, spiegami sta cosa, perché per me è un po' complicata e sono un po' lento a capire. E il Signore sempre usa delle immagini con me, ok? E voglio passare a te esattamente quello che il Signore mi ha passato questa settimana. Allora andiamo nella prossima slide. Sapete che cos'è questo? È il tabernacolo. È stato il primo tempio mobile che è stato costruito dal popolo di Israele nel deserto. E questo tempio mobile aveva diversi oggetti dentro. Okay? E il primo oggetto che tu incontravi quando entravi in questo tempio mobile, in questo tabernacolo, era l'altare dei sacrifici. E subito dopo, se voi vedete, c'è una conca che veniva chiamata la conca di rame. Allora tutti gli oggetti che noi troviamo nel tabernacolo ci parlano di Cristo. Okay? Il primo, che è l'altare dei sacrifici, è esattamente, rappresenta il sacrificio di Cristo sulla croce, attraverso il quale tu puoi andare al secondo oggetto, che è la conca di rame, dove i sacerdoti si lavavano le mani, e quello ci parla di santificazione, ossia io non posso santificarmi a meno che prima io non passi per l'altare dei sacrifici, che è la croce di Cristo. Okay? E questo è il primo tratto del tabernacolo, ma c'è una seconda parte e una terza, andiamo alla prossima slide, che è questo, che si chiama luogo santo, ok? Luogo santo, e lì ci sono 3 oggetti. C'è il candelabro, c'è il tavolo dei pani di presentazione e l'altare dei profumi, prima di arrivare all'arca dell'alleanza, che era la presenza di Dio, dove abitava la gloria di Dio. Allora sta attento a questo ragionamento adesso. Che cosa facevano i sacerdoti
è interessante che Dio ha detto nell'Apocalisse 1,6 che noi siamo un popolo di sacerdoti, ok? Non era per i sacerdoti dell'Antico Testamento, è per noi oggi. La chiave della riforma è il sacerdozio universale di tutti i credenti. Quindi noi quando preghiamo, quando andiamo alla presenza di Dio, entriamo nel luogo santo per andare nel luogo santissimo, ma ci sono questi 3 oggetti che ci parlano profondamente. Stai attento a cosa ti dico adesso. Entra nel luogo santo e prima trovi sulla sinistra il candelabro. Il candelabro è la luce di Dio nella mia e nella tua vita. Cristo ha detto: io sono la luce del mondo. Ti ricordi quando lui ha detto questo? Sulla destra tu trovi l'altare dei pani di presentazione, ossia là dove noi possiamo trovare cibo per la nostra anima, perché Gesù ha detto: io sono il pane della vita. Ti ricordi di questo? Ma c'è quel terzo oggetto che è una sfida a ciascuno di noi, perché prima di andare dentro nel posto dove c'è l'arca dell'alleanza, dove c'è la gloria di Dio, c'è l'altare dei profumi, ed è lì che il sacerdote si doveva fermare e adorare il Signore, perché tu potessi entrare nella presenza di Dio e godere della presenza di Dio. Adesso ti faccio una domanda scomoda: quando è l'ultima volta che ti sei fermato in mezzo ai tuoi problemi ad adorare il Signore e digli: Signore, io ti amo per quello che tu sei e per quello che tu fai? Ed è interessante che quando tu ti fermi ad adorare Dio, i problemi diventano piccoli così, perché noi abbiamo un grande Dio in cui credere. Amen, Chiesa. Fermati, come dice il Salmo, e riconosci che io sono Dio. Tu hai un Dio meraviglioso, grande, al di sopra delle situazioni, al di sopra dei governi, al di sopra dei decreti, al di sopra di qualsiasi altra cosa. Pastore, ma perché allora tutti i miei problemi non finiscono? Posso dirti una cosa, ho imparato questo a mie spese: quando tu non hai problemi, metti Dio nel cassetto, ok? Questa è la carne umana che dice: non ho bisogno di Dio. E i problemi arrivano perché tu possa fermarti all'altare dei profumi in preghiera, guardare Dio e dire: Signore, tu sei molto al di sopra di tutto questo. Dio al di sopra delle malattie, Dio al di sopra dei problemi finanziari, Dio al di sopra della tua angoscia. Dio vuole riempire il tuo cuore in mezzo alle tempeste della vita, ma tu ti devi mettere in ginocchio davanti a questo altare e dire: Signore, tu sei grande, tu sei il mio Dio, tu sei il mio pastore. È interessante che io non mi sono messo d'accordo col gruppo di lode. Che cosa abbiamo cantato? Vieni davanti al trono, vieni ad adorare. Vedi come Dio prepara le cose? Come l'Apostolo Paolo ha fatto a cambiare la situazione a Tessalonica. Lui ha adorato Dio nel momento più buio della sua vita. È un invito che il Signore ci fa questa mattina. Adora Dio, predica il Vangelo nelle parti più difficili e più buie della tua vita e la situazione comincerà a cambiare. Ma c'è un secondo importante insegnamento che noi troviamo in questo testo biblico, riassunto nel versetto 6, che dice: ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare al Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Predicare il Vangelo significa essere una nutrice nella Chiesa, ossia il Vangelo annunciato attraverso le relazioni nella comunità. E Paolo Apostolo dice una cosa molto interessante: io sarei potuto entrare nella Chiesa e imporre la mia autorità di apostolo e dirvi: si fa così, punto e basta, perché il Signore mi ha incaricato di dirvi questo e voi dovete stare zitti e fare quello che io dico.
E l'altra cosa, l'altra tecnica che lui dice, io non sono stato una persona che lusinga. Già ho predicato una volta sulla lusinga, vi ricordate? La lusinga è un'arma del diavolo terrificante. Okay? Allora provate a immaginare lo spirito dell'Apostolo Paolo. Lui ha fondato questa chiesa. Entrano dei falsi dottori quando lui era da un'altra parte, cominciano a insegnare un'altra dottrina e lui cosa avrebbe dovuto fare? Entrare in quel gregge e fare un disastro, prendere i falsi dottori per il collo, prendere quei credenti che lui conosceva per il collo e dire ma cosa state facendo? Oppure lusingarli, ossia mettergli di fare un bel massaggio carnale alla loro anima per riconquistarli. L'Apostolo Paolo non fa né uno né l'altro. Sapete perché? Perché lui non era un credente finto, ma soprattutto per una cosa, perché dice che sono stato approvato da Dio e degno di predicare il Vangelo. Ma la cosa interessante che lui fa, dice, io sono entrato in mezzo a voi come una nutrice. Ed è interessante che non dice mamma e neanche papà, dice nutrice. E Paolo usava i termini con una precisione matematica. Sapete perché lui dice io sono una nutrice, non un padre, neanche una madre? Perché lui aveva un principio, aveva capito un principio fondamentale della Chiesa. La Chiesa non mi appartiene. La Chiesa non è mia. Ti do una brutta notizia, ok? Il ministero che Dio ti ha dato non è tuo. I doni che Dio ti ha dato non sono tuoi. La vita che Dio ti ha dato non è tua. Il matrimonio che Dio ti ha dato non è tuo. I figli che Dio ti ha dato non sono tuoi. Tutto quello che noi abbiamo è qualcosa che appartiene a Dio e noi lo stiamo usando come in un affitto. Noi siamo in affitto su questa terra. È per questo che l'Apostolo Paolo entra nella Chiesa in punta di piedi e dice questa Chiesa non mi appartiene, appartiene a Dio. Io devo dare il latte, devo curare, devo mettere a dormire, devo accarezzare, devo fare una cosa completamente diversa da quello che nella testa di un essere umano carnale avrebbe fatto. Allora andiamo alla parola di Dio per confermare questo pensiero che ti sto dando. Quando la parola di Dio dice e parla della moglie, ok? Adesso renderò orgogliose le mogli. Alzino le mani le mogli di questa mattina, ok? Chi trova una moglie ha trovato un favore dell'Eterno. Quindi, cari mariti, voi avete ricevuto un dono che non è vostro, ok? Salmo 131 dice che i figli sono un dono del Signore e quindi non appartengono a noi. Poi dice la parola di Dio, nel Salmo 139 dice che noi siamo stati formati nel grembo di nostra madre dal Signore in persona. Quindi la vita che è cominciata là nel grembo di tua madre, che cos'è? È un dono di Dio. Un pochino più avanti, sempre nel Salmo 139, che cosa dice la parola di Dio? Che sul suo libro sono già stati scritti tutti i giorni della mia vita. Perciò ogni giorno che tu hai su questa terra, che cos'è? È un dono di Dio. E lo Spirito Santo, Signore, quando io mi sono convertito, attento a quello che tu dici. Quando io ho deciso di far entrare Dio nella mia vita, caro, posso dirti una cosa, se Dio non ti parlava e non toccava il tuo cuore, tu non ti saresti mai convertito, perché la parola di Dio dice che è lo Spirito Santo che convince. La convinzione di peccato, la convinzione di aver bisogno della salvezza, da chi viene? Da Cristo. Se Cristo non ti parla, tu non puoi ricevere la vita eterna. E la vita eterna, Efesini 2,8, è per grazia che voi siete stati salvati e ciò non viene da voi, è un dono di Dio, non per opere. Allora, ti faccio una domanda adesso. C'è qualcosa che ti appartiene su questa terra?
nemmeno la chiesa che tu hai è una cosa che ti appartiene, è soltanto una cosa a cui tu puoi partecipare. Partecipare. Signore, entro nella tua vigna. Sapete come viene chiamata la chiesa nel Nuovo Testamento? Il corpo di Cristo. Di chi? Di Cristo. O anche la sposa di Cristo. Attento come tu usi i tuoi doni, i tuoi ministeri, la tua bocca, tutto quello che tu fai nella Chiesa, perché è la sposa di Cristo. E l'Apostolo Paolo dice: io predico il Vangelo essendo una nutrice. Sapete qual è la sfida che io vi lancio stamattina? Allora, noi facciamo sempre, stamattina ho sentito un commento molto interessante, no? Che diceva: ah pastore, quanto è difficile salire questa scala tutte le volte, arrivo su che ho il fiatone, no? Per entrare nella chiesa. Posso associare un'immagine che tu userai, io spero che tu userai tutte le volte che tu entrerai in questa sala. Usa quella scala che ti fa venire il fiatone per dire: Signore, cosa c'è bisogno che io faccia nella tua chiesa, nella tua chiesa? Capito? Salendo quelle scale forse ti verrà il fiatone e dirai: devo fare un po' di fatica. Sì, la stessa fatica che tu farai quando opererai nei ministeri che il Signore ti ha dato qua nella Chiesa, perché Dio ti dà i ministeri. Ma c'è una cosa che io voglio dirti anche questa mattina per metterti in guardia, ok? Perché Dio dà i ministeri, e se tu non sei consapevole che la Chiesa è di Dio, Dio ti toglie anche i ministeri. Hai capito? Non è nostro, se noi lo trattiamo male, Dio ce li toglie. Sapete che cosa Dio ha fatto con Re Saul? Ti ricordi? Che cosa lui ha fatto? Lui ha praticamente o elogiava o lusingava, oppure faceva esattamente così: io sono il re, si fa così, punto, basta. E sapete che cosa Dio gli ha fatto? Gli ha strappato il trono di mano e l'ha dato a chi? Al re Davide, che era un uomo col cuore umile, che serviva Dio e sapeva che ogni cosa che gli dava veniva da Lui. Attento a come tu fai le cose nella Chiesa. Predica il Vangelo essendo una nutrice, come una tenera mamma che si prende cura dei suoi figli. Infine, il Vangelo, quando dice l'Apostolo Paolo nel versetto 8: così nel nostro grande affetto per voi eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Vangelo di Dio significa essere disposti a dare la vita per quello che tu credi, per i tuoi fratelli e per la causa del Signore. Questa è una regola che c'è in natura, che è indubitabile. Come è nata la Chiesa? Qualcuno mi sa dire come è nata la Chiesa? Sapete qual è stata la chiave per aprire la porta a questa nuova società che stiamo vivendo oggi? Attraverso la morte di Cristo. Nella natura, sapete che cosa ci dice la natura? Che perché la piantina cresca, il seme si deve spaccare in due. Se tu non muori a te stesso ogni giorno, non puoi dare vita a nessuno. È questa la pratica di vita. Pastore, ma morire a me stesso? Noi vogliamo far star male noi stessi, non morire a noi stessi. Noi chiudiamo in una camera il nostro ego e lo lasciamo urlare, ma ogni tanto andiamo là a sentire che cosa dice, perché forse dice delle cose interessanti. Ma Cristo dice: chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Tu vuoi dare vita a qualcuno e vita in abbondanza, devi morire a te stesso. La strada è quella, non ci sono altre strade. Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo ha detto Cristo, la via, non una delle vie, la via.
Signore, voglio portare la tua croce. È una preghiera facile da fare. È una preghiera facile. Ti ricordi Gesù nel giardino del Getsemani? Padre, se può, passi da me questo calice. Era un essere umano Gesù, sì o no? Padre, io so qual è il costo che ha, ma io so che nel 2021 là ci sarà una chiesa che adorerà il mio nome, ed è per questo che io voglio fare questa strada. Tu sei il frutto della morte di Cristo, e se tu vuoi portare vita da qualche parte devi morire a te stesso, crocifiggere te stesso, non c'è altra strada. Predicare il Vangelo, cari miei, è questo. Grandi uomini di Dio hanno fatto la differenza nella loro generazione perché hanno scelto di morire a se stessi. Ti ricordi la preghiera di Mosè dopo che il popolo ha adulterato spiritualmente il Signore, ha costruito il vitello d'oro? Ti ricordi cosa Dio voleva fare? Ha detto: io distruggerò questo popolo, ma io di te, Mosè, farò una grande nazione. Provate a immaginare l'ego di Mosè come è stato massaggiato. Ma lui che cosa ha fatto? Ha detto: Signore, calmati. Tu prova a pensare a questa preghiera audace che Mosè ha fatto. Calmati, Signore. Riprendi il tuo controllo. Mosè parlando così a Dio. Riprendi il tuo controllo. Cosa diranno gli egiziani? Piuttosto cancella me dal libro della tua vita, ma fa che questo popolo arrivi nella terra promessa. Sapete che cosa ha permesso a Dio di fare col popolo di Israele? Perché Mosè ha fatto questa preghiera, di portarli per 40 anni nel deserto, di ricambiare una generazione intera che è stata guidata da Giosuè, ha conquistato la terra promessa, perché un uomo, uno, non tutto il popolo, uno ha detto: io voglio morire per la causa di Cristo. Allora ti sto chiedendo stamattina, sei disposto a morire per la causa di Cristo? L'Apostolo Paolo ha detto: io sono disposto a morire per voi. Sono disposto. E io ci credo. E lui ha fatto la differenza, perché ci ha fatto vedere che un uomo malato come era lui, anziano come era lui, ha fatto il giro del mondo predicando il Vangelo dappertutto, lasciando un'impronta fino nella società moderna, perché lui ha detto: io sono disposto a morire per questo. E lui è morto per questo. E Cristo ci vuole usare per predicare il Vangelo, ma Vangelo e vita non vanno d'accordo. Vangelo e morte, sì. Io voglio sfidarti questa mattina. 3 principi che il Signore ci ha lasciato, 3 principi forti attraverso questo testo biblico, che ci hanno fatto capire che il Vangelo va tenuto al di sopra di ogni cosa. A 1 Corinzi capitolo 9 dice così l'Apostolo Paolo: e io faccio tutto per il Vangelo al fine di essere partecipe. Io vorrei pregare insieme a te questa mattina e vorrei chiederti che tu possa metterti in una posizione di molta sincerità davanti a Dio, molta sincerità. Ricordati, l'Apostolo Paolo che ha predicato il Vangelo in mezzo alle difficoltà più grosse della sua vita. Lui ha adorato Dio nella parte più buia di quella prigione, e questo gli ha permesso di predicare il Vangelo. L'Apostolo Paolo ha trattato questa Chiesa come una nutrice e ha capito che niente gli apparteneva in questa vita. E terza cosa, lui era disposto a dare la sua vita per la causa di Cristo. Pastore, per la causa di Cristo sì, ma per la causa della Chiesa, tu hai un serio problema. Perché la Chiesa è il corpo di Cristo. E se tu non ami la Chiesa, tu non ami Cristo. È inutile fare dei giri di pensieri, di filosofia, perché questo è, e la parola di Dio me lo testimonia. Ma io voglio pregare con te e per te. Invito il gruppo di lode intanto, affinché
Noi possiamo prendere delle decisioni questa mattina per le nostre vite. La parola di Dio ci sfida. Sappi una cosa, almeno per quanto mi riguarda, ma penso di parlare a nome dei pastori che io conosco e con cui lavoro insieme. Da qui sicuramente non sentirai mai il Vangelo della prosperità. Il Signore è qua per risolvere i nostri problemi. No. Il Signore è qua per essere adorato. È questo che noi dobbiamo fare. Noi siamo nati per adorare. E attraverso l'adorazione noi rendiamo chiara la gloria di Dio agli uomini attraverso di noi. Tu vuoi essere parte di questa squadra? Io voglio pregare con te e per te. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringrazio perché sono sicuro, Signore, che tu ci hai visitato questa mattina e hai parlato ai nostri cuori, Signore. Adesso il seme è lì, nella mente, nel cuore di chi ha voluto accoglierlo. Io so che ci sono anche persone con il cuore chiuso, ma non importa, Signore, perché la Tua parola ha previsto anche questo. La Tua parola viene sparsa sul terreno duro, sul terreno roccioso, sul terreno in mezzo alle spine, ma anche nel buon terreno che porta frutto al 30, al 90 e al 100%. Signore, chiama i Tuoi figli, Signore, alla battaglia questa mattina. Il Signore sta facendo un appello questa mattina, sono disposto, devi rispondere. E se tu hai sentito che almeno in una parte di questo messaggio che arrivava da parte del Signore, stai dicendo, Signore, era per me, io ti invito ad andare a fare un passo di fede, di alzarti e di rispondere, Signore, presente, pronto per la battaglia, sono qua. C'è qualcuno che sta dicendo questo? Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica lì, Dio ti benedica. Amen. Signore, sento le gambe pesanti incollate alla seggiola. È il momento di dire adesso basta, io non voglio più essere schiavo del nemico. Basta. Tu vuoi la libertà? È con te. Basta dire sì, Signore, sono pronto. Amen. Preghiamo. Scelte sono state fatte e adesso il Signore vuole benedirti con la sua presenza. Nostro Dio, nostro Padre, grazie perché, Signore, anche questa mattina Tu hai portato una semina per la Tua gloria. E queste persone, Signore, che stanno decidendo, hanno dato un passo di fede per la Tua gloria, Signore, Tu possa benedirle grandemente. Padre, io voglio presto sentire parole di testimonianze forti, usando queste vite per la Tua gloria. E che loro, Signore, siano luce e sale in mezzo a una tenebra, Signore, che non vuole passare, anzi ogni giorno aumenta. Ma, Signore, Tu hai vinto le tenebre. E perciò, Signore, ti prego di fare vincitori i miei fratelli e le mie sorelle qua stamattina in mezzo a un mondo che ha bisogno della Tua luce. Grazie, Padre, per il culto di questa mattina. E adesso, Signore, io ti chiedo che Tu possa sigillare questo momento con il Tuo Spirito nel nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Dio vi benedica. Potete sedervi e possiamo continuare ad adorare il nostro Dio con le nostre decime, con le nostre offerte, con le primizie che il Signore ci dà ogni mese, con il nostro lavoro che Lui ci dà per la sua gloria. Ok?
siamo qui. Lode e onore a te, Signore. Glória, Signore, nel tuo santuario. Maestoso sei, oh Padre. Noi ti ringraziamo e ti lodiamo perché tu sei nelle nostre vite, perché tu ci fai vedere, Signore, la tua volontà, e noi chiediamo che tu possa, Signore, rinnovare le nostre forze affinché noi possiamo, Signore, essere guidati da te, Signore, e fare, Signore, la differenza, Signore, in mezzo a noi, in mezzo agli altri, oh Padre. Portare, Signore, il tuo Vangelo, Signore, e luce, Signore, nelle tenebre. Grazie, oh Padre, per tutto ciò che dai, Signore, alle nostre vite, alle nostre famiglie, per tutto ciò che fai, Signore, in mezzo alla tua Chiesa, Signore. Tu possa, Signore, benedire ogni famiglia che ha depositato, Signore, le sue offerte qua davanti al tuo altare. Che tu possa, Signore, benedire ognuno di loro, Padre. Ti ringraziamo per tutto e ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Allora, un minuto ancora per un annuncio importantissimo, ok? Non vorrei concentrarmi sui soliti annunci, quelli degli studi, delle preghiere che noi sappiamo ormai tutte le settimane che ci sono, ok? Vi vengono inviati i codici nei gruppi, perciò siete esattamente al corrente di quello che sono le attività della Chiesa. Oggi vorrei concentrarmi su una trasmissione di tanto tempo fa. Chi è che si ricorda la serie Saranno famosi? Saranno famosi. Abbiamo una sorella in mezzo a noi che sarà famosa, ok? Ed è la nostra sorella Franca Rizzato. Allora, vi ricordate che ogni giorno la Franca ci manda queste meditazioni, no? Che ci stanno accompagnando da veramente tantissimo tempo, ci hanno edificato tanto, e la Chiesa, per riconoscenza a questa sorella, ha stampato un libro con alcune delle sue meditazioni, ok? Questo libro si chiama Signore apri il mio cuore di Franca Rizzato. Allora noi faremo una cosa nelle prossime settimane anche molto ufficiale, ossia avremo la nostra scrittrice qua con noi in un culto, e lei, se tu comprerai il suo libro, ti farà la dedica, la firma, insomma sarà una cosa veramente fatta in grande, ok? Il costo del libro è 6 euro, quindi un costo molto contenuto, e veramente possiamo incentivare queste iniziative nella Chiesa perché sono importanti. Se qualcuno di noi offre al Signore la sua vita, il Signore fa la sua opera e fa la differenza nella vita di tante persone. Questi libri stanno già per essere distribuiti a tanti non credenti, ok? Quindi questo è predicare il Vangelo, ok? Va bene, carissimi? Quindi rivolgetevi al nostro bibliotecario, Walter, dov'è? Eccolo qua. Ok? Costo 6 euro, potete chiederglielo a lui a fine culto, oppure nelle prossime settimane con la firma direttamente della sorella Franca. Diventerà un'opera d'arte da conservare in biblioteca, ok? Va bene, carissimi, abbiamo finito il nostro culto, alziamoci in piedi e preghiamo il Signore che Lui ci accompagni per tutta la settimana, predicando il Amen. Preghiamo. Signore nostro Dio, grazie, perché io ti lodo, Signore, perché tu sei la nostra parte su questa terra, la parte più importante. E adesso, Signore, che noi affronteremo la nostra settimana, Signore, quante lotte, quante sfide, quante angosce il mondo ci proporrà di fronte. Ma che il tuo popolo, Signore, come abbiamo imparato, si fermi davanti all'altare dei profumi ad adorare te. Quante cose scompariranno e diventeranno della misura corretta. La nostra angoscia uccide la fede, ma la nostra fede uccide l'angoscia. Signore, grazie, e adesso che torneremo alle nostre case, che l'amore di Dio nostro Padre,
la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Dio vi benedica, buona settimana. Ok, scusate un attimo che la nostra segretaria ha una comunicazione da fare. Buongiorno a tutti, vorrei comunicarvi che domenica prossima 25 alle 14 ci sarà l'assemblea ordinaria. Vorrei chiedere la vostra collaborazione perché gli avvisi sono lì all'ingresso, ma ci sono delle importanti decisioni da prendere e vorrei veramente che collaborassero, che ci fosse tutti se possibile. Grazie.